Un dolore immenso, una comunità intera piegata da una tragedia che non riesce a trovare una spiegazione. Michele Zanette, 18 anni di San Fior, non ce l'ha fatta. La sua vita, dopo il drammatico incidente, era appesa ad un filo che si è spezzato. Fatali le lesioni riportate nello schianto di giovedì notte, costato la vita anche all'amico Tommy Saccon, 19 anni. Il sindaco Gastone Martorell parla con la voce rotta dal dolore. Sì, anche Michele ci ha lasciato, sì, ha lasciato amici, famiglia, tutti quanti. Sì, è una cosa che fa venire i brividi, l'ho già detto che stiamo sbagliando qualche cosa, però mi sono fatto tante domande in questi giorni, credo che di non essere stato l'unico a farsene, insomma, perché non si può mancare 18 anni. Due amici uniti fin da piccoli, i sorrisi, gli scherzi, una vita fatta di sogni, sogni che per entrambi si sono infranti lungo via Cordignano, in quel fossato dove tutto si è interrotto, a testimoniare il grave incidente le lamiere, l'auto distrutta ed una serata spensierata terminata in tragedia. Rimane quel giallo della macchina apparsa nella corsia dei ragazzi e raccontata dal terzo amico a bordo della Mercedes, l'unico che si è salvato. Se effettivamente quest'auto c'era, effettivamente ha fatto questa manovra, si dovrebbe uscire allo scoperto e dire ragazzi sono qua, ho fatto una follia. Una follia, così la riesce a spiegare il sindaco che dice dobbiamo metterci tutti insieme e fare qualcosa perché non si possono piangere due ragazzi così giovani. Dopodiché capiremo che cosa fare, dove possiamo intervenire noi e dove dovrebbe intervenire qualcun altro, insomma, cioè nelle scuole sicuramente perché dobbiamo dare qualche cosa in più, dobbiamo fare tutti quanti l'impossibile perché queste cose qui non avvengano più. I funerali di Michele si dovrebbero tenere sabato pomeriggio nella chiesa di Castel Roganzuolo, anche se la data è ancora da confermare. La comunità si riunirà per salutare Michele a pochi giorni dall'amico Tommy.